io non dico bravi agli abitanti di Isola della Scala, bravi a tutti quelli che producono il riso in questa parte d'Italia. Bravi perché fare una mostra che dura quasi 20 giorni, che raccoglie più di 500.000 di spettatori, che vende 360.000 risotti, voi capite che sono numeri assolutamente straordinari, fuori dall'usuale, quindi bravi, bravi, bravi. È anche un miracolo perché da un prodotto comune, il riso, noi siamo riusciti a creare una specialità assoluta, una cosa raffinatissima, buonissima, il meglio che si possa fare. D'altra parte o si fa così o come si diceva prima ci dominano i cinesi. Ecco, i cinesi sono bravi in tante cose, lavorano in modo incredibile, tutto quello che si vuole, però prima di fare un risotto alla isolana passeranno almeno altri 30, 40, 50 anni. Ma chi ha dei dubbi vada a mangiare il riso cinese, non c'è paragone, e là mangiano tanto riso e sono famosi nel mondo perché non hanno altro da mangiare, ma un risotto così non se lo sognano.